Buonasera amici Rugby House, il girone d'andata è terminato con una bella vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta 42-24 in casa qui col Viadana, una partita molto combattuta che ha dato ancora più fiducia al team rossoblu. Ne parliamo oggi, ma parliamo anche del prossimo turno, ovvero del girone di ritorno che apre sabato qui allo stadio Mario Battaglini con la seconda linea rossoblu, il bersagliere Giuseppe Boggiani. Ciao Boggia, benvenuto. Buonasera a tutti. E poi col consulente tecnico dell'area sportiva Graziano Ravanelli. Ben trovato Graziano. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Ci troviamo dopo 7 anni in trasmissione, qualcosa del genere. Qualcosa del genere, più o meno è quello il tempo. Bene, Boggia, partita dalle mille sfaccettature, sfumature sportive, sentimentali, insomma d'amicizia, non una partita come le altre sabato. No, almeno personalmente per me no, poi dopo non so gli altri come... niente, però comunque era una partita del campionato, quindi andava affrontata come tutte le altre, anche perché era più sì il lato sentimentale, ecco, quello importante più che quello tecnico, nel senso che comunque una squadra viadana che sapevamo di poter battere e quindi insomma affrontata nel modo più giusto ha portato una bella vittoria secondo me. Ecco Graziano, una squadra che è in continua crescita rispetto a inizio stagione. Sì, ma noi l'abbiamo detto sin dall'inizio che ci voleva tempo, c'è un cambio radicale tecnico e anche molti giocatori, sta saltando fuori quello che appunto a settembre ci eravamo ripromessi di fare e avere anche più o meno questo tipo di classifica. Abbiamo perso qualche punto, a dire la verità, per la strada, ma è proprio perché stavamo iniziando un percorso. Man mano che si va avanti stiamo notando che la Rugby Rovigo, nonostante ancora non abbia espresso il suo miglior gioco, ed è la cosa che da una parte mi rattrista ma dall'altra parte mi fa anche ben sperare, e quindi io credo che arriveremo anche a fare, arriveremo ai playoff, che questa squadra qua avrà molto da dire e molto anche da far discutere agli avversari, insomma, ecco. Ecco Boggia, sei d'accordo con Graziano? C'è una squadra che ha ancora dei buonissimi margini di miglioramento. Sì, adesso io direi che insomma sul succedersi delle partite abbiamo sempre preso più fiducia, avevamo forse bisogno di trovare un po' noi stessi, ecco, nel senso che comunque come preparazione fisica, come allenamenti ci siamo sempre impegnati tanto e allenati duramente. Quello che ci mancava forse era un po' più di fiducia in noi stessi e un po' più di continuità, di gioco insieme. E in queste 3 partite che abbiamo fatto, 3-4 partite, insomma c'è stata una crescita, abbiamo a detta di tutti abbiamo insomma migliorato il gioco, ho sentito anche persone che dicevano che finalmente si sono divertite, ecco, sabato. L'importante adesso è non abbassare la guardia, nel senso che è vero che probabilmente arrivano, adesso non so, Reggio Emilia, squadre che forse sulla carta sono un po' più deboli rispetto alle squadre che abbiamo affrontato ultimamente, però è anche vero che comunque insomma questo è un periodo positivo, ma è un attimo ricadere negli errori che abbiamo fatto precedentemente, quindi insomma dobbiamo stare sul pezzo, ecco, e senza distrarci, senza prendere sotto gamba niente, nessuna squadra. Ecco, tornando al match di sabato Graziano, c'è stato sul 21-17 un minimo di riflessione, ho detto mamma mia adesso vediamo cosa succede, o secondo te c'era il pieno controllo della partita? No, guarda, io credo che la Rugby Rovigo sia stato superiore dal primo all'ultimo minuto. Poi non stiamo raccogliendo tutto quello che riusciamo anche a dimostrare sul campo, proprio perché ancora abbiamo dei margini ancora, ma sono consapevoli i giocatori e anche lo staff tecnico. Però io non ho mai avuto la sensazione che la partita ci sfuggisse di mano. Anzi, per me, su certi aspetti, il Viadana, che poi è stato penalizzato, tra virgolette, penalizzato con i cartellini gialli, ma secondo me era solamente una questione di tempo. Cioè la Rugby Rovigo veramente, soprattutto anche nel pacchetto, dimostrava di essere, mi permetto di dire, nettamente superiore.
Una cosa che poi abbiamo dimostrato più volte anche quest'anno, quella che più mi ha impressionato, che proprio magari ne parleremo, è stato contro il Petrarca, dove veramente i ragazzi della Rugby Rovigo hanno distrutto completamente la mischia del Petrarca Rugby. Quindi non è una novità avere una squadra che stenta a decollare dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista della fisicità, dell'intensità, è una squadra che mi sta impressionando ogni settimana sempre di più, perché come ha detto giustamente lui, è una squadra che si sta rendendo conto di avere ottime possibilità di vincere il campionato anche quest'anno, Calvisano permettendo, ma faremo paura sicuramente noi Calvisano. Ecco, Sono certo. collegandomi a quello che dice Graziano, c'è stata la scelta della mischia ordinata con un calcio di punizione in mezzo ai pali. Graziano sottolineava la forza del pack. C'è anche da dire che rispetto alla partita di Roma qualche difficoltà in più con Viadana l'abbiamo avuto, per cui c'era da registrarsi un minimo e la nostra superiorità non era sempre così evidentissima. La scelta di chiamare mischia quando hai 3 punti fatti, come è avvenuta, come è stata, come ve la siete sentita? Ma no, sì, sono d'accordo sul fatto che contro le Fiamme Oro è andata un pelo meglio secondo me. Qui soprattutto all'inizio eravamo un po' in difficoltà, non so se fosse dovuta anche un po' alle condizioni del campo, nel senso che almeno personalmente mi sono trovato un po' in difficoltà perché si scivolava un po', ecco. Comunque come ho detto prima, uno dei punti forti e siamo consapevoli di esserlo in mischia, appunto nonostante le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, insomma, sappiamo di essere una buona mischia. Il Viadana è stato bravo, ci ha messo un pelo in più in difficoltà delle ultime partite, però penso che insomma, abbiamo giocato su una carta che sapevamo di poter portare a casa poi un risultato positivo. Ecco. Quindi erano più quasi timori da fuori della scelta rispetto alla vostra scelta stessa, voi eravate assolutamente confidenti in insomma, le scelte le prende l'allenatore, le prende il capitano, non sono scelte che vengono prese a caso, ecco. Se si prende una decisione, se si prende quella strada, tutti dobbiamo spingere in quella direzione, dobbiamo avere fiducia in quella scelta e fare quello che dobbiamo fare. Ecco. Un bel atto di forza, coraggio, una bella sfida all'altro pacchetto sabato con questa decisione. Sì, ma cosa si può chiedere diversamente alla Rugby Rovigo? Cioè la Rugby Rovigo è questa. Adesso quello che sta venendo fuori è che io non vorrei concentrarmi anche troppo sulla mischia, perché la mischia ha già dimostrato sulla scelta, non tanto sulla mischia, sulla scelta, nel senso questo ti dimostra il passaggio che tu dici la Rugby Rovigo è questa, vuol dire sì, che dietro c'è un progetto diverso. Certo, ma la scelta a me non ha stupito, non mi ha stupito per nulla, anzi io che ero lì che guardavo la partita dicevo speriamo che scelgano mischia, e infatti l'hanno fatta. Perché? Perché sta entrando dentro la consapevolezza dentro i giocatori di essere una squadra che ha delle armi da giocarsi sul campo, e stanno giocando bene, ma dopo non dobbiamo tralasciare la nostra linea tre quarti. La nostra linea tre quarti è una linea tre quarti di tutto rispetto, stiamo attendendo anche il rientro di alcuni giocatori e il recupero di alcuni giocatori importanti. C'è Stefan che anche come ha dimostrato a Roma è un ragazzo che rappresenta veramente una sicurezza, su certi aspetti è veramente incredibile, e quindi è una squadra che ha un equilibrio importante. Io sto ancora aspettando, ma lo dico proprio perché forse magari ho anche troppo fiducia nei ragazzi, ma non credo. Io lo dico perché credo che questi ragazzi qua possono veramente dare ancora qualcosa di più, ed è quel qualcosa che ci può rendere veramente molto pericolosi. Ecco, quando ti dicevo la Rugby Rovigo è questa, mi è piaciuto quel passaggio, cioè si parla di personalità, si parla di coraggio, si parla di non temere niente e nessuno e sfidare tutti. Ripeto, alla Rugby Rovigo non si può chiedere qualcosa di diverso, noi non siamo una squadra di difesa, noi siamo sempre stati una squadra d'attacco, soprattutto abbiamo avuto delle caratteristiche che è quella di sfidare sempre a viso aperto l'avversario, l'abbiamo sempre fatto e loro lo stanno facendo in modo perfetto secondo me. C'è questa sensazione di questo cambiamento di mentalità o questo aspetto, dice Graziano, che magari
che non so, qualche tempo fa non c'era, adesso state acquisendo voi settimana dopo settimana? Ma quello che secondo me stiamo acquisendo è un po' più di fiducia. Poi attacco o difesa penso che debbano essere, come dire, entrambe le migliori possibili. Probabilmente rispetto magari all'anno scorso, quest'anno abbiamo cambiato un po' di cose, quindi non dico che siamo partiti da zero, ma comunque siamo partiti, tanti giocatori nuovi eccetera, e abbiamo sviluppato quelle che possono essere le nostre armi in partita, che sia l'attacco o la difesa. Insomma, adesso probabilmente ultimamente l'aspetto che è venuto un po' più fuori è l'attacco, sì, quello è vero, la difesa probabilmente è sempre stata un punto abbastanza, come dire, solido, ecco. Poi gli errori si fanno sempre. Sì, ultimamente forse nelle ultime partite abbiamo dimostrato di più gioco, più fasi, più attacco, quello sì, è vero, forse sì. Ecco, aprendo un attimo una finestra su sabato, arriva a Reggio Emilia, una squadra veramente arcigna, ostica, insomma abrasiva, già all'andata insomma abbiamo visto, ci aveva un po' sorpreso, comunque poi nel cammino di questo team, nel corso del giorno d'andata siamo resi conto dei valori caratteriali soprattutto di questa squadra emiliana. Come vedi il match, Graziano? Beh, tanto la partita sarà una partita molto dura, molto ostica, e c'è il massimo rispetto della partita di sabato nei confronti dei nostri avversari. Abbiamo la consapevolezza che se non affrontiamo con la giusta mentalità e con anche la giusta aggressività la partita, che le cose si possono veramente mettere male. Ma in fondo per noi adesso la cosa bella che sta intervenendo anche dentro la squadra è che noi stiamo interpretando le partite come un esame. Ogni partita per noi è un esame, perché ogni partita per noi dobbiamo far percepire a tutti quelli che giocano contro di noi, ma anche che ci vengono a vedere, che la squadra sta veramente crescendo. Ed è questa la cosa che più mi rende felice, no? C'è massimo rispetto, ma c'è la consapevolezza da parte dei ragazzi che ogni partita dobbiamo dare quel pelino in più fino ad arrivare, naturalmente. Questo non vuol dire denigrare o sottovalutare l'avversario, non vorrei essere, io ad esempio di tutte le squadre ho il massimo rispetto, però il fatto di affrontare le partite con questo senso di responsabilità, dire oggi dobbiamo giocare meglio di sabato scorso, questo è secondo me quella molla che fa scattare nella testa dei giocatori delle performance veramente importanti. Ecco, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta di sabato scorso in casa qui col Viadana. Terza contro quarta, pack tre quarti, Brex Majstorovic, Orson Rodriguez, Pippo Rovigo. Benvenuti a FMCZ Rugby Rovigo Delta Rugby Viadana. Oggi non ci annoiamo, Antonio? Assolutamente no, buon pomeriggio a tutti e come sempre buon rugby. Vediamo Armstrong, scusate, che parte dalla piazzola, la posizione è abbastanza semplice da Capitan Duplessis. Il piede Lucio Rodriguez, alto, la corsa di Francesco Modena. Taikato Simpson alla presa, buono il timing. Presentato il pallone ma c'è un problema. Attenzione. Vediamo Stefan Basson centrale, la sua posizione. Sembra liscia la sua trasformazione, così è 3 pari. Che Scalvi sta proprio abbandonando il terreno di gioco, quindi probabilmente l'infortunio patito non gli consente proprio di ritornare nel Una gioco. setta per Guido Barione, se ne va in meta Guido Barione. Alza il pugno, prima meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. È stata ben studiata, io credo che questa proprio è una meta costruita, non sono andati a attaccare proprio. Che solitamente nella prima meta però vuol dire che c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di far bene oggi. L'ok di Tomò. Cedono le prime linee, questa volta è per Rovigo. Equilibrio, era sicuramente un match che andava visto. E Stefan la mette, Rovigo avanti di 10, 13-3 quando siamo al 22esimo. Per fermare il nocetano, Orson, vediamo se mani o piede va a mani per Brex, la primata ditta Orson Brex. Gli argentini stanno facendo la differenza a Viadana, però c'è un turnover, è un vantaggio. Alberto Chillon la gioca per se stesso, vediamo il rimbalzo, se riesce ad aiutarlo. Sì, Alberto se ne va, Mi sa che questo fa male. Ma fasciando Stefano Bassoni intanto dalla piazzola, vediamo com'è. Non è È una marcatura grossa per rientrare giustamente in partita, quindi
lavoro straordinario del pack. E pare ecco buona qua. l'azione di Viadana, e c'è la meta del Viadana quando siamo al 28esimo del primo tempo, per cui accorcia le distanze del team di Pippo Frati, giocatore argentino. Vediamo il calcio, bandierine su, Esperto in angoli ciechi. angolo cieco volevo dire, grazie Antonio. Stefan Basson pronto per il drop, vediamo cosa succede. Memore di quanto è successo alla caserma Gelsomine. La presa di Krumov. Thompson ancora al piede, chip per Brex, ancora una volta ci prova l'argentino e riesce a tagliare fuori tutti i giocatori rossoblu e se ne va in meta. Grande meta di Brex. Thompson, Brex anche con Novicio Paz del Calvisano sono proprio... In terza linea vuol dire che Viadana doveva difendere con 2 giocatori per parte e questa diventa molto più semplice da segnare. Rovigo va, meta del Rovigo. Edo Ruffolo, Rovigo allunga. Nei backs questo ha facilitato la spinta del Rovigo. A lasciargli ancora lo spazio. De Marchi l'ha presa, pallone in qualche maniera riesce e c'è la meta di Alberto Chillon. Questa è una splendida meta da parte della FMC Z Rugby Rovigo Delta, con Mucignat che dolorante tiene l'ovalle stesso e arriva Alberto Chillon per l'apporto che ha dato e l'impatto che ha avuto sul match. Qui Stefan Basson la mette nei 22 del Viadana, non usa il piede ma innesca Brex, Taikato Simpson in avanti, pallone ancora vivo, Peter Pavanello, meta della FMC Z Rugby Rovigo Delta, lesto a sfruttare la pressione di Lucio Rodriguez, la conversione di Stefan Basson, così è, 42-17, Denti, buona continuità ma che non riesce poi a dare là. Attenzione Brex che se ne va sull'out di sinistra e va a segnare la propria seconda meta di giornata, quando questo è un pallone Trevigiano si è guadagnato nei mesi invernali. Ormson alla trasformazione, bandierine su, finisce qui il match, Rovigo batte Viadana. Ok, bentornati in studio. Fra 2 giorni appunto il match con Reggio Emilia, dopo una pausa di qualche settimana si riprenderà il 18 febbraio, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa del cambio di calendario a San Donà, poi il 4 marzo qui in casa con il Petrarca, poi via via fino ai playoff in cui ci sarà una pausa tra le 2 semifinali nel weekend del 13 maggio. Boggia, Reggio Emilia, dicevamo partita da non sottovalutare, ostica. Come prevedi si svilupperà questo match interno? Ma non è stata una partita facile quando abbiamo giocato da loro. È vero che eravamo all'inizio del campionato, dovevamo ancora probabilmente insomma, trovare noi il bandolo della matassa, eccetera. Insomma, una partita, come ho detto prima, una squadra da non sottovalutare, una partita da non prendere sotto gamba. È vero che giochiamo in casa, però loro sono una squadra fisica, sono una squadra che se ti porta nel loro gioco ti mette in difficoltà. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra struttura, giocare come sappiamo e poi batterli probabilmente anche sul ritmo partita, sulla velocità, sull'intensità, eccetera. Ecco, tra l'altro mi ricordo nel post partita Reggio Emilia, subito mi ha notato l'intensità del Reggio Emilia, ma anche insomma il mediano di Mischia Casenav, che era uno di quelli che può fare la differenza, non a caso poi ritornerà in Francia quest'anno. È un giocatore che mette a disagio, cerca sempre insomma di disturbare parecchio. Sì, lui è sicuramente un buon giocatore, però devo dare atto che il Reggio Emilia è una squadra che ha un equilibrio direi perfetto per quello che si può permettere e quindi ci sono veramente, la squadra è strutturata anche in modo veramente da dar fastidio. E dopo c'è la ciliegina, che il mediano di Mischia è quello che io temo di più, ma tutta la squadra ha un suo equilibrio interno e soprattutto si vede che è una squadra molto legata. Ecco perché a me fa paura perché è una squadra molto legata, merito anche dell'allenatore molto probabilmente, esatto, che ha questo carattere molto forte che glielo sta trasmettendo appunto la squadra. E quindi io mi aspetto sabato una partita veramente maschia, se vogliamo dire, e noi dobbiamo reagire di conseguenza, non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, ma non ho alcun dubbio, i ragazzi non lo sottovaluteranno. Siamo giunti al termine del girone d'andata, bilancio veloce Boggia da parte tua. Ma io sono contento, non ho tantissimo altro da dire. Abbiamo iniziato appunto magari con tanti punti interrogativi,
e secondo me al punto che siamo arrivati si può essere, come dire, contenti di quello che abbiamo fatto e fiduciosi per il proseguo della stagione. Quindi Boggia dice dal punto interrogativo al punto affermativo si può andare al punto esclamativo a questo punto. Certo, io direi che si può dire così, guarda, la classifica dice tutto. Quello che rappresenta la classifica rappresenta anche un po' le forze sul campo. Dal mio punto di vista, ripeto, proprio perché noi stiamo intraprendendo un percorso, potevamo raccogliere anche qualche punto in più, vedi Sandonà, tanto per dirne una. Ma in fondo ecco, la classifica, perché il Calvisano, bisogna dire la verità, è la squadra che finora ha espresso anche il gioco migliore. Mi aspetto una ripresa da parte del Petrarca, perché Andrea Cavinato e ragazzi, che poi ci sono due ragazzi che io conosco, che Marcato, che colgo l'occasione per salutarlo, e anche Alessandro Chillon, sono dei volponi. Andrea Cavinato è un volpone, lui sta preparando la partita anche contro di noi. Mi aspetto quindi una ripresa da parte del Petrarca, sarà dura. Ecco, a proposito, vi aspettavate la vittoria di Calvisano sul Petrarca, o soprattutto ve l'aspettavate così? Io mi aspettavo la vittoria del Calvisano, sì. Poi adesso il risultato finale è stato 28 di 8 punti, 28 a 20. Tra l'altro maturato alla fine, penso, perché fino a poco alla fine erano 23 a 20. Esatto, come ti sei mezzato alla fine. Ma io mi aspettavo la vittoria del Calvisano. Sicuramente non era una partita così scontata, anche perché erano due, insomma, squadre importanti, però insomma, alla fine secondo me il risultato giusto era quello. No, me l'aspettavo anch'io. Mi aspettavo però un Petrarca battagliero, perché, ripeto, conosco Andrea Cavinato, è uno che tende a trasmettere alla squadra forte emozioni anche prima della partita. Del Calvisano io ritengo che abbiano qualche pallottola più in canna rispetto al Petrarca, no? E soprattutto anche la mediana mi preoccupano un poco, nel senso che sono veramente bravi. Poi complessivamente è una squadra veramente forte quest'anno. Non sapevo come potevano reagire i giovani, ma a quanto pare hanno reagito molto ma molto bene. Per cui dai, non c'è molto da aggiungere. La classifica per ora dice quali sono le forze sul campo. Adesso c'è la fase di ritorno, però la fase di ritorno vuol dire che proprio certe squadre, vedi anche le Fiamme Oro, ma anche lo stesso Viadana di Frati, perché anche se ho avuto la sensazione di non perderla quella partita, ma non è da sottovalutare il Viadana, mi aspetto il ritorno di Fiamme Oro e Viadana anche, che possono dare qualche fastidio anche a qualche squadra importante, soprattutto quando giocano in casa loro. Ecco. Noi compresi contro il Viadana, noi ecco. Sappiamo che... Perfetto, voi da questa lotta al quarto posto, adesso parliamo di quarto posto, accettando il fatto che sul primo, secondo, terzo forse si è creato una piccola forbice che potrebbe andare avanti fino alla fine, voi mi parlate di Viadana, Fiamme Oro, mi escludete a prescindere Sandonà. Io non escludo nessuno e non do neanche per scontato le altre posizioni, ecco, nel senso, a mio parere cioè, ci sono ancora tante partite, certo. È presto cioè, si possono fare delle previsioni, ma è presto per avere delle certezze. Andiamo sulla previsione, chi arriverà quarta secondo te? Abbiamo detto Viadana, Fiamme Oro, e mettiamo anche Sandonà a questo punto. Diciamo Viadana, dai. Viadana. Per te, Graziano? Intanto confermo quello che ha detto lui. È una bella lotta, io veramente non saprei chi dire, perché tra Viadana, Fiamme Oro, e non escluderei neanche il Reggio, non lo escluderei mica, e poi anche il Sandonà. Sono 4 squadre alle quali le metto tutte quante sullo stesso piano. Dipende le prime 3-4 partite del ritorno, sono queste che ti dicono quali sono le vere intenzioni di queste squadre. Ecco, le prime 3-4 partite. E a proposito di prime 3-4 partite, per noi, dopo la sfida con Reggio di sabato, il 18 febbraio a Sandonà, che sarà una sfida sicuramente importante, per capire quale posizione ricoprirà la Fenice Z Rugby Rovigo Delta nello slot del semifinale, c'è comunque il match interno col Petrarca, che quello già potrebbe dirsi tantissimo, no, Boccia? Sì, sicuramente se parliamo delle prime 4 partite noi non siamo molto fortunati, nel senso che abbiamo
almeno insomma sì, abbiamo 4 squadre che comunque possono metterci in difficoltà, partendo da Reggio, poi la trasferta a San Donà che comunque in casa ci ha messo, ci ha fatto sudare il risultato e ci è anche andata bene probabilmente, e poi abbiamo appunto Calvisano, Petrarca e Calvisano, quindi insomma dobbiamo affrontare una partita alla volta e insomma giocarcela il più possibile, ecco. Non saranno partite facili, quindi insomma vedremo, ecco. Grazie. Bene, tutte le partite saranno delle battaglie. Se non sbaglio, mi hai fatto una domanda specifica sul Petrarca. Sì, secondo me sarà abbastanza chiave per capire almeno il legame tra noi e Petrarca. Con il Petrarca per noi sarà una guerra, per noi sarà veramente una guerra, non sarà come l'andata. Era annacquata dalla Coppa secondo te? No, è andata così. Ci sono state anche delle cose che hanno stupito anche me, c'è questa grande superiorità del Pacchero di Gino rispetto a quello del Petrarca, io non me lo ricordo così, cioè, il Pacchero del Petrarca poi è sempre stato famoso per essere veramente forte, invece quest'anno abbiamo visto un Pacchero di Gino cioè il Pacchero del Re Vigo veramente mi ha, non dico stupito, però ha fatto vedere gli attributi, come si dice. E qua mi aspetto una partita non facile per noi, perché noi dobbiamo riconfermare la vittoria e spero anche di riconfermarla in un certo modo, nel migliore dei modi, ma il Petrarca è consapevole che il passaggio di Rovigo diventa fondamentale anche per la seconda piazza alla fine della regular season. Sono certo che Andrea Cavinato ci sta già lavorando, però c'è una cosa, abbiamo vinto la partita là col Petrarca, l'abbiamo vinta bene, l'ha messo anche Andrea Cavinato, a parte le cose che ha detto, dei passaggi in avanti sulle quali non mi trovo d'accordo, e abbiamo vinto anche la partita anche sugli spalti, cioè una differenza, adesso voglio anche un po' mandare un messaggio al Petrarca, io spero di vincere la partita sul campo, ma per il Petrarca sarà molto dura vincere la partita sugli spalti, li abbiamo stracciati nettamente, li sto un po' provocando, ma una vittoria tutto tondo. È una vittoria, sì, là è stato veramente un 6-0, usando termini tennistici è stato un 6-0. Questa non me l'aspettavo dal Petrarca, vediamo il ritorno. Ottimo, intanto andiamo a vedere quelli che sono i rumors, le news che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza. A Mogliano contro San Donà sabato andrà in scena un derby velenoso da giocare sul filo del rasoio tra due squadre per motivi differenti giunte all'appuntamento del Quagi in condizioni tirate come non era lecito attendersi ad inizio stagione. I padroni di casa vi arrivano infatti con la quarta sconfitta consecutiva sul groppone, ultima in ordine di tempo quella di sabato scorso per gentile omaggio delle Fiamme Oro allenate dal mai dimenticato Umberto Casellato. Un record di 3 successi e 6 sconfitte con 14 punti in classifica e un meno 90 nel computo tra punti fatti e punti subiti, che punisce oltre misura la combinazione sfortunata tra scelte societarie in termini di giocatori e congiuntura astrale negativa sul fronte infortuni, nel contesto di una stagione che, se di transizione doveva essere, di transizione un po' più soft era auspicabile augurarsi. Dall'altra parte la Laffert, che fino al match interno con Calvisano era l'unica squadra imbattuta del campionato assieme ai bresciani, si è poi avviluppata in una discreta crisi di identità che ha di fatto compromesso un girone di andata potenzialmente straordinario, in linea con il profilo di un club che dopo tanti anni di galleggiamento vuole ora tornare a far contare per davvero a livello competitivo il peso di una tradizione che in Riva al Piave è molto ma molto sentita. Mogliano sa che questa partita non può essere persa. Con le Fiamme qualche sprazzo di gioco ritrovato lo si è visto. Il rientro di Renata e Visentina di sicuro ha alzato il livello di pericolosità della linea arretrata, ma resta il fatto che il gioco bianco-blu non riesce a trovare continuità nell'arco degli 80 minuti, partendo da un'impostazione ormai quasi culturale di un rugby di movimento che richiede una confidenza che in questo momento non c'è ed alcuni interpreti in situazioni chiave che in questo momento forse non ci sono. Contro i veneziani sarà necessario puntellare pesantemente i primi 5 uomini, costruendo un perimetro molto stretto attorno all'asse Patelli-Ambrosini, attraverso cui passa il cuore nevralgico del gioco disegnato da Ansel, che per contro viene dalla cocente delusione in casa della Lazio alla prima vittoria in stagione e dalla contemporanea soddisfazione per la riassegnazione degli 8 punti sottratti con il caso Petrozzi.
Di fatto, la corsa della Lafert sui primi 4 è ancora pienamente a regime. Prima però c'è un girone di ritorno da cominciare esattamente come quello di andata e semplicemente da chiudere un po' diversamente. Facile, no? Squadra in campo alle ore 15 con terreno di gioco che 7 giorni fa ha dato non pochi problemi, essendosi seriamente ghiacciato sul fondo. Ciao a tutti, la Lazio riparte dalla splendida vittoria con il Sampdoria che rivoluziona il campionato dei biancocelesti, che si allontanano dall'ultima posizione e che soprattutto hanno così un'importante iniezione di fiducia. Avevano finora raccolto solo punti di bonus, addirittura il record nel campionato di eccellenza, ma non avevano mai preso il bersaglio grosso. Comincia il girone di ritorno, incredibilmente difficile l'appuntamento per i giocatori di Montella che affrontano il Calvisano, a oggi la schiacciasassi di questo campionato. Prima indiscussa, tutte le partite vinte, miglior attacco e miglior difesa del torneo sino a questo momento. L'arma in più, come sempre, sarà l'acquacetosa, e da non sottovalutare il fatto che comunque sia la Lazio è una delle squadre che segna di più in questo campionato. Solo in 4 hanno fatto meglio dei biancocelesti. Riuscirà in qualche modo la Lazio a mettere i bastoni tra le ruote del Calvisano? Difficile dirlo. Di certo la possibilità di qualche punto di bonus è possibile. Bentornati in studio, ultima parte di Rugby House, e come sempre abbiamo spazio ai nostri tifosi che scrivono e vogliono saperne di più per quanto riguarda i beniamini, i giocatori, i bersaglieri che vengono a trovarci qui in trasmissione. Allora Boggia, qui Noceto si è scatenata per te, insomma un po' di messaggi. Intanto ti chiedono: questo braccialetto arancione che hai, cosa vuol dire? È un regalo della mia ragazza. Quindi lì non andiamo Niente oltre, ci di- fermiamo, noi niente di noi più. vogliamo, rispettiamo i sentimenti, e viva l'amore, e noi siamo contenti. No, però è anche giusto, insomma, che si dica, ecco. E poi c'è un giocatore che conosciamo, insomma, che ha giocato in Italia tanti anni, adesso in Argentina, Leonardo Roldan, che dice: qual è il senso della vita? Ma sicuramente voleva mettermi in difficoltà. Il senso della vita, no, non so dare una risposta, però sicuramente diciamo, quando io ho conosciuto Leo all'inizio della mia carriera, quando ho iniziato a giocare a rugby, e da lui devo dire ho imparato tanto, sia umanamente che rugbisticamente, quindi insomma il senso della vita non lo conosco ancora, però qualcosa per arrivare a poter dare una risposta l'ho imparata anche da lui, ecco, gli sono... Insomma, ho un bellissimo ricordo di lui, gli sono molto affezionato, e purtroppo lui, insomma, è in Argentina, è difficile rivederlo, ma spero un giorno di poterlo rincontrare. Ecco, e tra l'altro penso che un po' di senso della vita tu l'abbia scoperto il 28 maggio anche, no? Quello ti ha aiutato un po' a scoprirlo. Poi c'è Emanuele che scrive e che ci dice: Boggia, quando è che torni a Noceto? Hai intenzione di tornare a Noceto? Non Sicuramente. torni più, resti sempre qui, no? No, ho intenzione di tornare. Tra l'altro lui adesso sì, me lo chiede perché c'è una sorta di patto. Nel senso che lui è tantissimi anni che gioca a Noceto, abbiamo più o meno la stessa età, e lui vorrebbe smettere. Però gli ho detto insomma, che se avesse continuato, ecco, io sarei tornato. Adesso non so se... Che te lo chiedo perché voglio smettere, torna presto, facciamo l'ultimo anno insieme. Infatti, no, perché abbiamo già giocato insieme, insomma è uno dei miei migliori amici, sono molto legato. Adesso vediamo se riusciamo a far coincidere le cose, però no, sicuramente la fine della mia, insomma, se si può chiamare carriera, la voglio fare a Noceto, sicuramente. Come è giusto anche che sia, insomma. Tra l'altro la tua vita è a Rovigo in questo momento, no? Su più fronti. Torni spesso? Ci torni ogni tanto a casa? O... Ma sì, torno, anche perché comunque la distanza non è tanta, sono un'ora e 3/4 di macchina, quindi sì. Ho un po' più di difficoltà avendo il cane, quindi insomma gli spostamenti eccetera, però torno, insomma gli amici di una vita sono là, e la famiglia, insomma torno spesso, ma più tempo, diciamo. Adesso probabilmente il primo anno che ero a Rovigo tornavo di più, passando gli anni ti ambienti, fai. sì, il tempo che
passo, insomma, sì, non ho più questa smania, questa voglia di tornare a casa, ecco, sto bene qua e comunque insomma... Come è percepita comunque l'esperienza, la lunga esperienza di tanti voi di Noceto, attorno a Noceto, ragazzi di Parma qui a Rovigo? Cioè, cosa vi dicono? Cioè, perché faccio un esempio, parlavamo sabato sera, dopo la partita parlavo con Marco, no? Con Marco Silva, quando io sono andato a Viadana mi hanno chiesto ma com'è giocare là? Marco Silva è stato fortunato, ha vinto anche lo scudetto al primo anno, per cui probabilmente ha avuto un'esperienza particolarmente positiva, però è anche ogni tanto un po' difficile da raccontare. Ovvio che Noceto più o meno la vive come Rovigo, l'aspetto rugbyistico. Sì, È una piccolo, scala minore, però una sì, scala sì, minore. sì. Ma io quando ho iniziato a giocare, penso l'anno dei crociati abbiamo fatto le semifinali contro Rovigo e comunque insomma abbiamo giocato anche durante il campionato e era una piazza che era, insomma, aveva tanta importanza, nel senso quando si andava a giocare a Rovigo si sapeva che c'era il pubblico, c'era una squadra fortissima, c'erano giocatori di alto livello e poi dopo, insomma, quando sono arrivato qua sono rimasto stupito da tantissime cose e quando le vivi ovviamente ti rendi conto che sono cose, come dire, importantissime, che qua è tutto sentito tantissimo, il rugby eccetera, però che ci puoi arrivare anche tu, ecco, nel senso quando lo vedi da fuori ti sembra una cosa un po' inarrivabile, no? Ti chiedi, io gioco magari, non so, nei crociati, non potrò mai arrivare in una piazza così a giocare, no? È un po', sembra un po' il punto di arrivo di una carriera, ecco. Okay. Invece poi quando ci arrivi ti rendi conto, insomma, sei soddisfatto del fatto che puoi dire ok, sono arrivato qua anch'io, questo pubblico adesso è anche mio, questo campo è il campo dove giocherò io, indosserò questa maglia, insomma ti togli già tante come dire, soddisfazioni già arrivando qua e poi comunque hai il fatto di restare qua tanti anni, questo è il mio quarto anno, insomma ti fa anche, ti dà importanza, ecco, autostima. Ecco, dopo 4 anni, meglio la quarta stagione, dopo 3 anni, qual era la cosa che ti sembrava, come posso dire, così negativa che tanto negativa non è, e magari quelle cose che ti sembravano così positive che dopo 3 anni dice forse positive non sono di Rovigo? No, perché tu dicevi, la idealizzi, poi arrivi, bellissimo tutto, ma in fondo è una cosa accessibile, no? È terrena, non c'è nulla di esagerato. O anche una delle due domande che ti ho fatto, c'è qualcosa che poi ti sei rivisto, o meglio, sei rivisto nel senso che hai cambiato idea rispetto a una sensazione che tu avevi di Rovigo da fuori? No, l'unica cosa che mi era, come dire, mi era stata, di cui si era parlato prima di venire qua e che poi effettivamente ho riscontrato è che, come dire, quando la squadra va bene hai un riscontro positivo anche fuori dallo stadio, invece quando, insomma, la squadra male ti accorgi anche fuori che i tifosi non sono contenti, che è una cosa strana, nel senso che per esempio adesso non so, mi ricordo a Prato non era assolutamente così, cioè tu una volta che uscivi dal campo eri una persona come le altre, ecco, nel senso non incontravi nessuno in giro che ti faceva i complimenti per una cosa positiva, che ti magari insomma riprendeva per un comportamento negativo, per una partita non andata tanto bene, eccetera. Possiamo definire quindi il ruolo sociale del giocatore di rugby Rovigo? Possiamo definirlo così? Sì, no, però la cosa che appunto quando arrivi qua è una cosa che un po' ti spiazza, no? O ti spiazza, ti può disturbare, ti può far piacere, appunto ti fa piacere se tutto va bene, magari ti mette un attimo a disagio se le cose vanno male. Però io, insomma, posso dire che dopo 3 anni è una cosa a cui mi sono ampiamente abituato e che insomma fa parte della città, però non mi condiziona più, ecco. La gestisci bene.
Graziano, il ruolo sociale del giocatore di rugby era un po' lì che volevo arrivare, no? Il fatto, come diceva, la vita sociale, la vita di comunità, la vita cittadina, quello che rappresenta il giocatore anche al di fuori del campo da rugby. È un aspetto che ovviamente in questa città viene preso in grossa considerazione e ha un suo peso. Certo, certo. In fondo la Rugby Rovigo rappresenta per molti anche un punto di riferimento, no? E non è un caso quando lui dice che viene vissuto anche in un certo modo, e non è un caso che quando le cose vanno bene sono tutti allo stadio, quando le cose vanno un po' meno bene magari tendono a viverlo in maniera un po' più distaccata, proprio perché ha un ruolo non solo sociale ma anche emozionale nei confronti di tutti i rodigini. Lo vivono in modo veramente intenso, basta vedere la finale, devi costruire le tribune perché sennò non ci sta più nessuno, devi ascoltare, esatto, hai capito, fanno il treno rosso-blu ritornando indietro nei tempi, insomma è così. Ecco, a proposito di questo, Rovigo va bene, festa, non è un problema. Rovigo va male. Questo chiedo il tuo punto di vista, ma anche il tuo, visto che avete anche background diversi. I giocatori, che comunque sono ragazzi, c'è poco da dire, è meglio uscire in un'altra città, quindi non farsi trovare in piazza che magari fanno un sabato sera da ragazzi di 25 anni, o è meglio stare in casa? Guarda, un po', guarda, sì, la domanda non è facile. Sono cambiati un po' i tempi, Okay. no? Ok? Quando giocavo io a Rovigo, mi permetto di dire, era molto peggio, nel senso che veramente facevi fatica ad andare in piazza, perché io a attraversare la piazza ci mettevo 3 ore, non riuscivo, ma non io, cioè tutti. C'erano, ma anche i comportamenti delle stesse persone veniva vissuto in maniera completamente diversa. C'è un po' di distacco adesso rispetto a un tempo, no? Cioè, prima della partita del Petrarca, per dirtene una, iniziava dal lunedì, adesso un po' meno sta cosa, un po' anche me ne dispiace. Certo, adesso per loro, soprattutto adesso che hanno anche lo scudetto, se non fanno bene, conoscendo i rodigini, sarà un po' difficile. La scelta migliore quale sarebbe per te? No, la scelta migliore, ma ti vengono a trovare a casa, non puoi evitarli, non puoi evitarli. No, però dico nello specifico anche il ruolo che tu hai, perché è importante, sai, sono correnti di pensiero, c'è chi, sono delle squadre, non facciamo i nomi, che dicono preferiamo che si organizzino delle feste del club o che voi andiate a divertirvi in altre città rispetto alla città stessa. Ti parlo da dirigente. Sì, ma guarda, sinceramente, ripeto, il rugbista rodigino ha sempre vissuto oneri e onori, l'ha sempre vissuto in città. E loro lo stanno facendo, l'abbiamo fatto noi, lo faranno anche loro. Per me bisogna viverla comunque la città, non bisogna avere assolutamente alcun timore, perché timore non bisogna averne, affrontare tutto, nel bene e nel male. Esatto, non bisogna assolutamente. Boccia? Ma forse la partita col Petrarca era più sentita, o comunque eravate tanti di Rovigo. Se non tutti, ma proprio per quello. No, nel senso, per esempio, il primo anno che sono arrivato, per me la partita col Petrarca, cioè l'ho imparato dopo cos'era. Certo. Per me la prima partita col Petrarca è una partita come le altre, che forse non è neanche il modo sbagliato di vedere, poi dopo dipende da persona a persona. E per far festa io penso che, insomma, ognuno la vive a suo modo, ecco. Io, anche se perdo una partita, io sono molto autocritico, quindi sia che si vinca che si perda, penso anche poi a come ha giocato la squadra, come ho giocato io, eccetera. Faccio, come dire, un esame di coscienza, posso essere più felice o più triste o comunque deluso anche da me stesso, ma non vedo il problema di uscire anche dopo una sconfitta o comunque una serata, come siamo usciti quando abbiamo perso le finali. Io per esempio quando abbiamo perso la finale qua, l'unica cosa che volevo era stare con i miei compagni di squadra la sera, cioè nel senso, tutto quello che succedeva fuori poteva solo, insomma, farmi male eccetera. Stare con i miei compagni di squadra, stare con le persone con cui avevo condiviso l'anno, con cui avevo
perso la finale era la cosa che volevo di più, e quindi si esce, si beve qualcosa, come in tutte le partite. Poi dopo ogni persona il lunedì, quando si ritorna all'allenamento, sa che cosa ha fatto, dove ha sbagliato, eccetera, e da lì si riparte per la Questo è interessante, Giuseppe, perché tante volte uno dice hanno perso, non dovevano uscire per far vedere alla città la loro tristezza. Invece, attraverso anche il tuo punto di vista, si capisce che tante volte stare insieme si va a lenire un po' quello che è il dolore, capire, insomma, e guardarsi dentro per uscire in una maniera un po' diversa. Ecco, lo vivo anche questa, no, Graziano? Quindi... Ma certo, no, ma come dici giustamente Giuseppe, è proprio così, cioè non timore mai, anche perché stiamo parlando di uno sport, Certo. Tutti sanno che comunque sia andati i ragazzi avranno sempre dato il massimo, e quindi questa è la consapevolezza che rende anche i ragazzi tranquilli ad uscire e fare festa, magari non con il sorriso quando le cose vanno male, ma io non ho mai avuto problemi nonostante... E la città ha sempre reagito sempre anche nel modo più corretto possibile, insomma, per cui Rovigo non crea problemi sotto questo aspetto. Perfetto, siamo al termine della nostra puntata di questa sera. Fra 2 giorni FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Reggio Emilia qui al Tempico, allo stadio Mario Battaglini. Vi voglio ricordare anche, visto che poi non ci vedremo fino alla settimana, diciamo, col San Donà, che domenica 5 febbraio, quindi al mattino, presso i campi del Circolo Tennis Don Bosco, quindi a No Way, insieme alla FMCZ Rugby Rovigo Delta, organizzano un torneo di tennis che si chiama Roland Garros Blu, i cui proventi saranno dati in beneficenza, in modo divertente per stare insieme, fare ovviamente del bene e supportare la ricerca. Potrete giocare con i vostri beniamini, con i vostri giocatori preferiti a tennis in un doppio facile, rapido, divertente, però è una situazione, è un'attività da fare anche per condividere in maniera differente l'amore che abbiamo nei confronti del rugby e dello sport in genere. Grazie Boccia per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Graziano, grazie mille. Grazie a voi e ciao a tutti. Noi ci vediamo sabato alle 15 qui puntuali, tutti insieme a tifare Rovigo. Buonanotte.